Sciopero degli ispettori del lavoro a Padova e nel Veneto. Da 5 anni non sono più dipendenti del Ministero, ma della Agenzia Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il governo ha aumentato gli stipendi di tutti i ministeriali, a quelli dell'Agenzia no. Loro erano ovviamente dipendenti pubblici fino a 5 anni fa, 6 anni fa per la precisione, 5 anni fa sono diventati agenzie, con l'impegno di dargli una remunerazione più adeguata, attesa i compiti specifici e l'importanza del lavoro. Adesso gliene danno meno, quindi insomma è stata un'operazione molto al ribasso, no? E quindi loro dicono me ne ritorno al Ministero, almeno li guadagno un pochino di più. Per loro non è quindi prevista la cosiddetta perequazione del salario. Economicamente hanno avuto ad oggi una riduzione stipendiale che si avvicina anche a cifre molto importanti dei 2.000 euro per riconoscimento della loro valorizzazione professionale, ma tenendo conto che fanno il lavoro che facevano prima. Gli ispettori del lavoro sono 14 a Padova, 114 in Veneto. Ce ne vorrebbero molti di più. Che cosa fanno? Sono delle figure altamente qualificate che svolgono controlli nelle aziende per scoprire il lavoro nero, per guardare la correttezza dell'aspetto retributivo e contributivo dei lavoratori, e sono quelli che sono in prima fila, lo sono stati in pandemia, visto che andavano a controllare tutte le situazioni di irregolarità dovute ovviamente all'evento pandemico. Quindi, come dire, no, un po' di rispetto.